Salve a tutti, vediamo ora un riassunto su alcune idee su come calcolare certe forme indeterminate dei limiti. Allora, vediamo ad esempio quando abbiamo questi limiti qui con la radice, il limite per x che va a 5 di radice di 5 meno radice di x fratto x meno 5. Questa è forma indeterminata del tipo 0 fratto 0. Quando x va a 5 qui ho 0 e qui 0. Allora, l'idea qual è? Fare la stessa cosa come la razionalizzazione, però al numeratore. Di solito non lo facciamo, ma in questo caso sì. Quindi qua ho radice di 5 meno radice di x, vado a moltiplicare radice di 5 più radice di x sia sopra che sotto. Perché uso la regola a meno b per a più b e al quadrato meno b al quadrato. E allora qua trovo 5 meno x, denominatore x meno 5 e ah sì, qua mi mancava una parentesi, radice di 5 più radice di x. E comunque x meno 5 e 5 meno x differiscono soltanto di un fattore meno 1. Si possono semplificare, qua mi rimane un meno 1. Sempre limite, qua abbiamo meno 1 fratto radice di 5 più radice di x. Adesso si può calcolare, perché se metto 5 al posto di x, qua ho radice di 5 più radice di 5. Quindi 2 radice di 5, meno 1 su 2 radice di 5, poi vado ancora a razionalizzare, meno radice di 5 su 10. Allora, in questo caso abbiamo radici quadrate. Se abbiamo radici cubiche, invece di usare la regola a meno b per a più b al quadrato meno b al quadrato, potremmo usare questa regola, queste qua che sono le formule per la somma e la differenza di due cubi. Al contrario, noi avremo un termine tipo qui a meno b oppure un termine a più b e andiamo a moltiplicarlo con questo altro frattore per trovare la differenza dei due cubi. A volte può servire. Adesso vediamo un esempio diverso. Limite per x che va a infinito, radice di x al quadrato più x meno 2 meno radice di x al quadrato meno 2. Questa è indeterminata del tipo infinito meno infinito, perché quando x va a infinito questa radice va verso infinito, anche questa, e le sottraiamo. Allora, qui qual è l'idea? Anche moltiplicare sopra e sotto, anche se non abbiamo una frazione, ma andiamo a moltiplicare questo e qua. E andiamo a moltiplicare qui numeratore e denominatore con cosa? Sempre la solita regola, qua abbiamo un a meno b, andiamo a moltiplicare con a più b, sopra e sotto. Allora, qui al numeratore abbiamo questa radice al quadrato, quindi quello che sta dentro la radice, meno il contenuto di quest'altra radice. E qua sotto ricopiamo, ok? E qua se andiamo a semplificare ancora con questo meno x al quadrato più 2, vediamo che vanno via dei termini e rimane solo x. Però, se noi andiamo a guardare, questa è di nuovo una forma indeterminata del tipo infinito su infinito, perché quando x va infinito, x va infinito, e qua abbiamo una radice che va infinito, un'altra che va infinito, e sommate, infinito su infinito, e bisogna fare qualcos'altro. Possiamo pensare di raccogliere x al quadrato da dentro una e dentro l'altra radice. Raccogliamo x al quadrato, raccogliamo x al quadrato, un po' come si faceva con i polinomi, no? Con le funzioni, erano polinomi, funzioni razionali, e poi mettiamo in parentesi cosa rimane, e poi questa radice di x al quadrato vogliamo tirare fuori, no? Però attenzione, radice quadrata di x al quadrato è valore assoluto di x, non è per forza x, perché a precedenza qui x al quadrato, anche se x fosse negativo, al quadrato diventa positivo e posso fare la radice, quindi qua è valore assoluto di x. E questa è una cosa da ricordare quando si fanno questi limiti. Attenzione, radice quadrata di x al quadrato è valore assoluto di x. Allora, quando io qua tiro fuori radice di x al quadrato ho valore assoluto di x, anche qua, e lo raccolgo valore assoluto di x, che moltiplica la somma di queste due radici. Allora, adesso, come è un'altra idea importante su quando si ragiona quei limiti, qua sto scritto valore assoluto di x, però attenzione, se x tende a più infinito abbiamo valori positivi, vanno verso infinito, quindi posso supporre che ciò che sta dentro il valore assoluto è positivo, proprio perché x va più infinito, e il valore assoluto di una cosa positiva è quella stessa cosa, cioè il valore assoluto di x diventa semplicemente x, e che si va a semplificare con questo. Quindi qua rimane 1 fratto questo. Attenzione, se x andasse a meno infinito, quindi potrei supporre che ciò che sta dentro il valore assoluto sarebbe negativo. E allora in quel caso, al posto se qui avessi limite per x che va a infinito, invece di valore assoluto di x, metterei meno x. E x si va a semplificare, ma rimane un meno però. E quindi il limite verrebbe diverso, attenzione, no?
vabbè, adesso comunque facciamo questo caso con più infinito. Allora qua come sempre abbiamo dei termini che vanno a 0, qui, e qua abbiamo radice di 1 più radice di 1, radice 1 è 1, 1 più 1 2, 1 fratto 2. Poi abbiamo ad esempio limite, un altro limite per x che va infinito, va più infinito di x per, è importante se è più infinito qui quando abbiamo la funzione esponenziale. Allora limite per x che va più infinito di x per e alla meno x, questo è del tipo infinito per 0, quando x va infinito, quando x va più infinito e alla meno x va alla, e alla meno infinito va a 0, infinito per 0, ma qua come usiamo la regola delle potenze, e alla meno x è 1 fratto e alla x, e lo scriviamo così, x fratto e alla x, e si fa il ragionamento che avevo fatto in un altro video, che e alla x va a infinito più velocemente di qualsiasi potenza, e quindi il denominatore va più velocemente a infinito, e allora è 0 questo limite. Poi abbiamo delle forme indeterminate in forma esponenziale, qua 0 alla 0. Qual è l'idea? Allora, il limite per x che va più infinito di 1 fratto x elevato alla meno 1 sul logaritmo naturale di x, questa è la forma 0 su 0, perché quando x va infinito questo va a 0, e questo anche va a 0. Allora qui e anche nell'altro, perché sono tutte e due forme determinate esponenziali, 0 alla 0, infinito alla 0, e in entrambi i casi l'idea è la stessa, che noi scriviamo la funzione in questo modo: è elevato al logaritmo di tutta questa funzione. Anche qui abbiamo è al logaritmo di tutto questo, perché è elevato al logaritmo di qualcosa, si vanno a eliminare, sono funzioni inverse, no? E però perché facciamo questo? Perché l'esponente si può portare davanti al logaritmo, è una proprietà dei logaritmi. Se abbiamo il logaritmo di una cosa a una certa potenza, quella potenza si può portare davanti, anche qui. E allora poi andiamo a vedere che qua abbiamo qualcosa che si può semplificare, anche qua va via completamente, rimane e al quadrato. Qui bisogna un attimo pensare al logaritmo di 1 fratto x, e significa logaritmo di x alla meno 1, e di nuovo il meno 1 si può portare davanti, meno logaritmo di x, e qua ho anche meno logaritmo di x, ma questo logaritmo va via, questo logaritmo qua meno con meno diventa un più, e alla 1 è uguale a e. E qua, vabbè, se da semplificare rimane un 2 e alla 2. Un'altra forma indeterminata esponenziale che avevamo già visto era 1 alla infinito, che era però un esempio buono di quello, era proprio il limite che definisce il numero e. Ok, allora qui sono elencate le forme indeterminate: infinito per 0, infinito meno infinito, 0 fratto 0, infinito fratto infinito, 0 alla 0, 1 all'infinito, infinito alla 0. Invece attenzione che queste non sono forme indeterminate. Infinito fratto 0, se il denominatore va a 0 tutto va verso infinito, abbiamo infinito anche qua, quindi troviamo infinito. Se il denominatore, qua invece 0 fratto infinito, se il denominatore va a infinito tutto va verso 0, abbiamo 0 anche il numeratore, tutto questo va a 0. Va bene, per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.